Va ora in onda Potere al Popolo. Ma che radio è? Ma che radio è questa? Certo, siamo noi, quelli di Radio Libertà. Io sono Sammy Varin, questa è una citazione di Antonino Danna. Ciao Antonino, buongiorno, buon mattino a tutti quanti, come state? Siamo tutti in attesa, certo. Aspettiamo le 10 di sera. Cosa dobbiamo fare? Aspettiamo i dazi, ma prima delle 22 non si saprà assolutamente niente. Potere al popolo, potere al territorio. Certo, oggi parleremo di territorio perché in attesa dei dazi torniamo a difendere, ad amare la nostra terra. Lo facciamo? Pensando al grande congresso della Lega di questo sabato e di questa domenica, si parlerà moltissimo di territorio. Pissi pissi bau bau, si tornerà forse al federalismo come caposaldo della Lega, macro regioni. Lo so, tutto questo vi eccita tantissimo, lo so, ne parliamo alle 11:30 comunque di robe buone da mangiare targate Lombardia, perché dalle 11:30 avremo il Focus Lombardia, poi addirittura a mezzogiorno è tutto un magna magna. Parlando invece squisitamente di politica, avete sentito il convegno che si è tenuto la scorsa settimana a Padova. Domani ci sarà la seconda parte, sempre intorno alle 10 del mattino. Il nostro condirettore Giulio Cainarca è in ferie per il mese di aprile. Dopodomani ancora questo convegno padovano con i big della Lega e ci sarà naturalmente la conclusione con Matteo Salvini. Nel frattempo il Sammy Varin è qui con Aperte le agenzie e visto che mentre eravamo in diretta con il convegno sono accadute cose, vi relaziono. Per la cronaca è stato trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula, un'universitaria che era scomparsa da 8 giorni a Roma. Già fermato l'ex fidanzato. Della 22enne non si avevano notizie dal 25 marzo. Femminicidi in primissimo piano, vedete l'apertura del Corriere subito dopo Messina. Sara Campanella, la dinamica del femminicidio, piangeva, era piegata per il dolore, il killer è stato aiutato nella fuga. Ancora, sul fronte sicurezza, vi ho letto oggi in rassegna stampa che finalmente si sblocca il DDL sicurezza della Lega. A Milano fermate le baby gang che colpivano in metropolitana. 50 arresti per furti e rapine. L'oro veniva rivenduto in Romania. Ah però, baby gang, ma organizzate! Tra i giovani arrestati 18 minorenni, contestata anche l'associazione a delinquere. Il bottino dei colpi veniva piazzato attraverso un unico canale di ricettazione in zona San Siro. E uno dice, ma ragazzini, sì, poi vanno in giro con la collanina, se la tirano. No, la rivendevano pure, ci facevano i soldi, che organizzazione! Naturalmente scattano i dazi di Trump, questa sera l'annuncio, rischio azzeramento per la crescita italiana, addirittura. E in effetti, andando sul sito dell'ANSA, la striscia rossa dice Confindustria taglia il PIL del 2025 al più 0,6%, se ci sarà una guerra di dazi il PIL italiano sarà al più 0,2%. Queste le ultimissime notizie, chiaramente ci siete voi ascoltatori che potete conversare con noi anche al telefono chiamando 0292947222, ma principalmente attraverso WhatsApp inviando il vostro messaggino al 340 6709 659. C'è la canzone indipendente? Sì! Quando c'è Sammy Varin in diretta ogni mezz'ora solo artisti sconosciuti che conoscete solo voi che ascoltate Radio Libertà. Mi raccomando, spargete la voce. Questi girano tutta l'Italia in tournée nei fumosi locali milanesi e non soltanto. Fumosi un corno, vietato fumare da tempo. Sto parlando di Vic and the Doctors of Jive.
Che tempi, signori, eh? I tempi che la Walt Disney faceva la Walt Disney, eh? Vic and the Doctors of Jive. Qui siamo nel 1940, signori. Sì, era la colonna sonora di Pinocchio di Walt Disney e poi è diventata la sigla ufficiale praticamente di tutto ciò che era Walt Disney. Non certamente di quella di oggi, certo che cambia le favole. Biancaneve diventa bianca abbronzata, il principe azzurro non è più un principe, i nanetti sì ci sono ma sono finti, non c'è più religione. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. No, mi piace che qualcuno mi scrive sembra di essere tornati indietro nel tempo. Sì, e da noi è sempre così. È come se avessimo fatto davvero la secessione, in senso buono, nel senso che siamo diversi da ogni altra radio, non trasmettiamo le canzoni commerciali, salvo rarissime eccezioni, quando escono proprio i big che vogliamo sostenere perché fanno parte anche del PIL del nostro paese. Noi non trasmettiamo la solita musica, mettiamo solo artisti sconosciuti, indipendenti, piccole case discografiche, autoproduzioni che non vengono mai trasmesse dalle altre radio, quelle importanti, quelle blasonate, perché sono produzioni che non pagano. Già. Ed è un esempio quello dei Vic and the Doctors of Jive, che è un bravissimo complesso appunto che suona nei locali di Milano e di tutto il centro-nord, portandoci indietro nel tempo, facendoci ballare, ma che li avete mai visti in televisione? Io no. Il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, segui la Lega, certamente, chiaramente dovete seguire il grande congresso della Lega di questo sabato e di questa domenica, sabato a partire dalle ore 14, domenica già dalle 9 del mattino, il congresso a Firenze, Fortezza da Basso, e chiaramente chi è comodo ad andarci, il bello è esserci, ma poi attraverso tutti i media partner l'occasione per seguire quella che sarà la nuova Lega, perché da quello che stiamo leggendo in questi giorni ci sono interessanti mozioni che chiederanno che la Lega cambi con un occhio al passato assolutamente potente. Intanto qualche appuntamento da non scordare in questi giorni e nei prossimi, ce n'è uno interessante per lunedì 7 aprile in Valle d'Aosta, ad Aosta, presso la sala conferenze BCC, che è proprio in pieno centro ad Aosta, Arco d'Augusto, una conferenza sulla tutela dei minori nel corso della separazione. Interessante. Perché? Perché a parteciparvi c'è la nostra Simonetta Matone, già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma e parlamentare della Lega. Appuntamento per lunedì 7 aprile ad Aosta, con un flash mob alle ore 18 fuori dal Tribunale di Aosta in memoria del padre Antonio Sonatore nel 29° anniversario del suo suicidio, e alle ore 19 nella sala conferenze BCC ci sarà il consigliere regionale della Lega Andrea Manfrin, l'avvocato Francesco Valentini che parlerà del mancato affido paritetico, l'avvocato Paolo Sammaritani, la tutela della bigenitorialità, Simonetta Matone, come dicevamo, e poi il dottor Andrea Pieri, vicepresidente dell'Associazione Genitori Separati per la tutela dei minori. Se siete in zona, lunedì prossimo, 7 aprile, a partire dalle ore 18 ad Aosta, sala conferenze BCC, alle 18 fuori dal Tribunale di Aosta c'è un flash mob. Gli appuntamenti da non scordare, me ne arriva uno in anticipissimo, ma ve lo dico già, anche perché è roba buona, la Lombard Fest, la 28ª festa della Brianza Lecchese. Prendete il calendario, andate a luglio, dal 18 al 20 luglio a Imbersago, siamo nella Brianza Lecchese, area feste via Resegone, Lombard Fest dal 18 al 20 luglio
a Imbersago, luogo splendido. Oh, vediamo. Vediamo, chi è questo? Il PD islamico è bello, guarda questa locandina, che carina, che carina. Traditori della storia e delle nostre radici, Partito Democratico, sì, islamico. Diversi sindaci del PD nelle piazze a festeggiare la fine del Ramadan. Almeno una cosa è chiara, il PD non rappresenta gli italiani. Ragionateci su, questi sono i suoi nuovi elettori, tutti col culo all'aria. Naturalmente si scherza, tanto rispetto per queste persone che hanno una diversa religione, ma qui mi pare che si stia esagerando, ma è una sensazione, percepita. Il gender esiste, lo sapevamo, ma adesso è uscito anche un libro, il libro del nostro parlamentare Rossano Sasso. Viene presentato questo giovedì, domani, 3 aprile, alle ore 17 a Pistoia, presso la Galleria Vittorio Emanuele in via degli Orafi, in Quisicosa Caffè. Interverranno gli altri big della Lega Toscana, Cinzia Cerdini, consigliere comunale di Pistoia, Luciana Bartolini, consigliere regionale toscana, Andrea Barabotti, deputato della Lega, e Luca Baroncini, segretario regionale Lega Toscana. Se avete parenti o amici o se siete in zona, domani, giovedì 3 aprile, ore 17 a Pistoia, viene presentato il nuovo libro, primo e ultimo se non erro, di Rossano Sasso, che è un grande rompivalle sul fronte gender, quasi come il sottoscritto Sammy Varin. Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Un'ottima occasione per portarselo a casa firmato dal grandissimo Rossano Sasso, ma anche procurarvi questo libro, che è una lettura assolutamente interessante. È chiaro che poi dopo siete incazzati neri, io ve lo dico subito, non è che finito di leggere questo libro, la vita è bella. Altro volantino in circolazione in questi giorni, mai come adesso importante, visto che questa sera sapremo i dazi, quale guerra di dazi dovremo sopportare e intraprendere, perché dobbiamo vendicarci. Guarda qua, non vogliono colpire noi. Il vero obiettivo siete voi. Con le facce dei vari politici che ci circondano. Non vogliono colpire noi, il vero obiettivo siete voi. Si parla chiaramente dell'incriminazione francese della Le Pen e di quello che è successo anche in altre zone d'Europa, in Romania ad esempio, ma anche appunto dei dazi che stanno arrivando, che ci sono sempre stati, adesso la mettiamo giù dura. E che cosa farà l'Europa? Altra segnalazione bella, potente, da parte del direttore del Tempo Tommaso Cerno, anche questa è una segnalazione che gira su internet e che potete fare vostra cercando ad esempio Tommaso Cerno su Instagram. Senti qua, via le croci dalle scuole, ma festeggiamo il Ramadan per avere i voti, perché loro diventeranno italiani velocemente se la sinistra torna al governo e voteranno per loro. Questo è il disegno. Così Tommaso Cerno, direttore del Tempo, e soprattutto sappiamo che una certa sinistra li abbraccia, ma anche un certo centrodestra, e questa è la cosa che più ci fa paura. Cosa ci sarà in ballo? Cena della Lega, questa sì, in provincia di Mantova, sezione destra Secchia, giovedì 3 aprile, domani si cena alle ore 20 al ristorante Cioè di Ostiglia, via Vittorio Veneto. Saranno presenti l'onorevole Andrea Dara, la consigliera regionale della Lega Alessandra Capellari, il segretario provinciale della Lega Antonio Carra. Chi ci segue dalla zona Ostiglia, domani giovedì 3 aprile ore 20 si cena con 20 euro. 339 47 27 500 se volete maggiori informazioni. Invito rivolto naturalmente a militanti, sostenitori e alle loro famiglie, per chi ci segue dalla provincia di Mantova. Ho finito con gli appuntamenti, dopo c'è anche il Magna Magna, ragazzi miei, non fate finta di niente, però sto guardando che non mi perdo qualche cosa di eccellente. Naturalmente siete sempre chiamati anche voi a entrare in diretta
inviando il vostro messaggio al 340 6709 659. Se ci sono eventi targati Lega nella vostra zona, è chiaro che me lo dovete dire. Sì, c'è Vannacci che forse non diventerà vice segretario della Lega, probabilmente no, però insomma è sempre molto amato da una certa base della Lega e soprattutto in Europarlamento ha detto delle cose diciamo potenti l'altro giorno, e allora non posso non farvelo ascoltare, signori. 2 minuti del generale Vannacci, chiaramente anche lui non mancherà questo weekend al congresso della Lega di Firenze. Ascoltiamolo. Prego. C'è un tedesco, un francese, un belga e un italiano. Sembra l'inizio di una barzelletta. Purtroppo non la è. Von der Leyen, Macron, Labib e Draghi, ovvero le stesse persone che ci hanno fatto sprofondare in una crisi acutissima, oggi ci dicono cosa dovremmo fare per uscirne fuori. E d'altra parte loro ci hanno dato le macchine elettriche, ci hanno dato la guerra d'oltranza, ci hanno dato le sanzioni che avrebbero spezzato le reni al Cremlino, e oggi tirano fuori dal cilindro le armi e lo zainetto per la sopravvivenza che ci dovrebbe salvare dai cosacchi. Lo zaino pesa, commissario Labib, si vede che non ne ha mai portato uno sulle spalle. E proprio per questo l'unica cosa che possiamo fare per salvarci è allenarci a correre, per scappare da ladri che a causa vostra hanno ricominciato a fare le scorrerie in Europa. Allenarci a supportare il freddo, perché a causa vostra l'energia costa sempre più cara, e allenarci anche a vivere in clandestinità, perché a causa vostra l'Europa greca, romana e cristiana è perseguitata ovunque e sta morendo. E allora tenetevele le vostre armi e il vostro zainetto per la sopravvivenza, perché noi non sappiamo cosa farcene. Se volete fare qualcosa di buono per questa Europa, sparite, perché potreste anche cominciare ad allenarvi a correre, potrebbe tornarvi utile. Così generale Onorevole... Vannacci in Europarlamento gliele ha cantate alla Bib, che è la commissaria, quella del kit di sopravvivenza, ma anche poi pare abbia fatto un altro video che però non è trapelato, è contro l'odio anti-islamico. Vogliamo vedere il video? Boom! A questo pare, cioè, a questo punto se è una cosa tipo l'ultimo disco l'ultimo video di Labib, fatecela vedere. Non è trapelato. Se ce l'avete sotto mano me lo fate avere. 340 6709 659 è invece arrivato grazie a Luca del bar caffetteria. Sappiamo che ci ascoltano anche dai bar, dai ristoranti. Un grande saluto a chi si avvale della nostra controinformazione. C'è un incontro con Apericena sulla caccia insieme all'onorevole Francesco Bruzzone, responsabile Dipartimento Gestione Faunistica e Caccia della Lega. Abbiamo parlato con lui proprio l'altro giorno, che riguardava il declassamento del lupo in Italia e in Europa. Chiaramente non vuol dire che iniziamo a sparacchiare appena si vede un lupo a Kyoto, però si comincia a parlarne, perché ce n'è un po' troppi che arrivano in città. Ne abbiamo visti anche nelle grandi città e sembra incredibile, ma soprattutto a ridosso delle foreste questi combinano guai a chiunque abbia degli animali da cortile, ma anche un cane, un gatto. Non sono pericolosi per l'uomo, ci mancherebbe altro, il lupo splendido, animale maestoso, però si è ripopolata la situazione in maniera esagerata e si comincia a parlare chiaramente di fare degli abbattimenti selettivi almeno per gli esemplari che possono essere un attimino più pericolosi. Incontro con Apericena sulla caccia, che riguarda appunto la gestione lupo e non solo, il calendario venatorio per la prossima stagione, le munizioni di piombo, la legge Brambilla sugli animali, deroghe, roccoli, valichi montani. Invitate le associazioni venatorie e tutti i cacciatori. Appuntamento il 2 maggio
alle ore 18 proprio al bar Caffetteria da Luca, che si trova a Foresto Sparso in provincia di Bergamo, in via Tremellini numero 1. Quindi se mi seguite dalla zona, 2 maggio, ore 18, Foresto Sparso, arriva l'onorevole Francesco Bruzzone e si parla di caccia. Abbiamo ancora una manciata di minuti, voglio finire in allegria perché non capita spesso che Crozza parli male del PD. Non capita quasi mai, e questa cosa, se non l'avete vista, bisogna assolutamente vederla e anche sentirla. Se non avete un televisore si ascolta tranquillamente. Crozza che parla male del PD e soprattutto di un certo Romano Prodi, che è un po' come sparare contro la Croce Rossa, certo, però di questi tempi, ragazzi miei, Romano Prodi è visto non importante, è importantissimo dal PD, entra in tutti gli eventi più importanti del PD. Che cosa ha combinato ultimamente e non soltanto? Ce lo ricorda in 3 minuti il comico Crozza. Ascoltiamolo. Perché poi Prodi prima ha cercato di smentire, poi ha chiesto scusa. A me sembra un gesto profondamente sbagliato, ma credetemi, veniale. Prodi ha una storia lunghissima, in fondo cosa vuoi che sia? Una tirata di capelli per uno che nella vita ha smantellato l'IRI. Dunque, l'IRI era l'Istituto per la ricostruzione industriale. Lo Stato, prima di Prodi, aveva tutto: banche, autostrade, telecomunicazioni, siderurgia, cantieri navali, alimentari. Praticamente un italiano su 3 lavorava per l'IRI. Arriva lui e negli anni 90 si comincia a vendere tutto. Telecom, autostrade, banche, Finsider, Italsider, Italsat, Ilva, Alfa Romeo. Minchia! Ha venduto più roba Prodi di Amazon, no? Capite? Per non parlare di quando ha trasformato l'Europa in un baraccone ingestibile a 27 paesi. Era nata nel 1957 con 6 fondatori e Prodi l'ha trasformata nell'Arca di Noè. Ora, ci mancano solo i leocorni e ogni decisione andrebbe presa all'unanimità. Ma mai stato Prodi in un'assemblea di condominio? Certo, Prodi ti direbbe io ho venduto tutto proprio per entrare in Europa, avevo bisogno di soldi. Ma scusa Prodi, non potevi chiederli agli evasori? Tasse non pagate per 1.272 miliardi, solo 100 sono riscuotibili. Per carità, ragazzi, questa notizia è di questa settimana e si tratta di gente che è morta o è fallita, ma magari ai tempi dell'IRI erano ancora vivi, no? Obiettivamente la tirata di capelli di Prodi verrà ricordata come uno dei momenti più innocui della sua carriera. Comunque è un momentaccio per i grandi vecchi della sinistra italiana, Stanno sbarellando in tanti, devo dire la verità. Bertinotti, su In tutti i meloni avrei tirato un libro in testa. E come di tirare un libro in testa? Sì, mi stava girando il c***o, tirare. Un altro alla quale è sfuggito il caposala, è sfuggito dal caposala, no? Non so perché a sinistra la pensione produca effetti sorprendenti. Dopo una certa età diventano tutti dei Maranza. Uno tira i capelli, l'altro lancia i libri e quell'altro che si dimenticava di pagare i profumi nei duty free. Cioè... No, il problema dei democratici di sinistra è che sono anziani, stanchi e bolliti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Ecco cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2. Con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1,
B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita delle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di 1 mese, 35 euro. Trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La musica indipendente serve anche per farci pensare e in questo caso Franco Simone ci riporta indietro nel tempo in questo nuovo ultimo album uscito da pochi mesi. Il pezzo Portobello è un drammatico ritratto della triste vicenda di Enzo Tortora, lo storico presentatore che fu al centro di un clamoroso caso di mala giustizia. Portobello, Franco Simone,
altrettanto storico artista anni 70-80 che continua a cantare nonostante i big radio televisione assolutamente si siano dimenticati di lui. Non succede a Radio Libertà, ci mancherebbe altro. 11:37 è tempo di Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Notizie locali, ma anche attualità nazionale e internazionale, commentata con esponenti lombardi. Oggi abbiamo il consigliere regionale della Lega, Riccardo Vitari. Buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi, Riccardo, soprattutto perché in questa valle di lacrime tutti qui ad aspettare le 10 di sera per capire cosa succede con i dazi. È il caso invece che ci organizziamo e cominciamo a pensare anche ai fatti nostri. Se ci saranno questi malefici dazi, diamo veramente una mano alla nostra economia, soprattutto a quella locale, tornando ad ascoltare, a difendere, a comprare il nostro territorio minimo. E allora anticipiamo la rubrichetta che ci avrò più tardi, dopo mezzogiorno. Riccardo, io conduco una trasmissione che si chiama È tutto un magna magna. E a proposito di cose buone da mangiare, ho letto che è in arrivo proprio questo weekend la festa del salame nobile cremasco. Chiaramente ci alziamo in piedi e vogliamo sapere di che cosa si tratta, e so che in regione avete già cominciato ad assaggiarlo. Raccontaci, Riccardo. Assolutamente sì. Per i dazi confido ovviamente che il buon rapporto con Salvini e Meloni e Trump possa agevolare ovviamente questa cosa. Quindi, e noi a Crema cerchiamo di contrastarlo con il buon cibo e la qualità dei nostri prodotti. Quindi non è solo una celebrazione della tradizione culinaria cremasca, ma rappresenta anche un'opportunità per scoprire tutto il territorio. Noi come Lega ovviamente sosteniamo questa tradizione e la qualità dei nostri prodotti che tutto il mondo ci invidia. La Regione crede fortemente in questa cosa, in questa festa, tant'è che il Consiglio regionale ha patrocinato questa manifestazione con 3.500 euro, quindi ci crede concretamente e lo fa anche con dei fondi. Siamo una regione industriale, ma soprattutto una regione con tradizioni gastronomiche di primo livello, quindi i nostri asset strategici passano anche dal cibo, quindi dobbiamo lottare e continuare in questa cosa. L'Europa va in una direzione che è quella dei cibi sintetici, cibi fatti in laboratorio, farine di grillo. Noi assolutamente siamo contrari e quotidianamente lottiamo per questa cosa. È una grande occasione anche per avvicinare i giovani, perché questo lavoro che ci hanno tramandato i nostri nonni con grande passione si sta perdendo. Quindi a scoprire anche i ragazzi questa festa e come si fa il salame è fondamentale. È importante anche il nome nobile, non è solo un appellativo nato per celebrare il salame, ma viene fatto per almeno l'80% di parti nobili del maiale, quindi sicuramente non rimarrete delusi. Faccio una marchetta: il 5 e 6 aprile venite a Crema ovviamente per assaggiare il nostro salame. Allora, aspetta, sto leggendo per bene gli orari, perché so già io cosa faranno i militanti della Lega. Sabato 5 il congresso a Firenze comincia alle ore 14, cari miei, per cui sabato 5 la mattina fare un giro a Crema, che è proprio sulla strada, perché poi si va giù verso sud e chiaramente si va a Firenze. Allora, la mattina a Crema a visitare la festa del salame nobile, proprio in Piazza Duomo. Si comprano un po' di salami da portare a parenti e amici e poi si va dritti dritti
a Firenze al congresso della Lega che parte questo sabato alle 14 e poi prosegue domenica. Hai visto, Riccardo? Ho già fatto il programmino per il leghista celodurista che però al salame di crema, salame nobile cremasco, assolutamente non sa cedere. Tu dirai, parli di te, Sammy Varin? Perché no? Certo, anche perché ho letto che il territorio cremasco sta per ricevere l'accreditamento per la costituzione del distretto cremasco del cibo. Di che cosa si tratta, Riccardo? Sì, allora, tornando al discorso di prima, purtroppo, o per fortuna, anch'io andrò al federale, ovviamente, ma partirò un po' più tardi perché non posso, cavolo, devo partecipare, devo rendere partecipe essere presente a questa festa. E il distretto cibo cremasco nasce 2 anni fa, l'intenzione dei comuni, dei sindaci, quella di aggregarsi alle associazioni di categoria, agli agricoltori, per promuovere proprio la qualità del cibo e ci stiamo riuscendo. Fra un mese Regione dovrebbe accreditare il distretto del cibo cremasco, che è il più grande della Lombardia, e l'obiettivo è quello di valorizzare i nostri prodotti, unire gli agricoltori e promuovere il cibo di qualità. La nostra idea è quella anche di ovviamente prendere anche dei fondi europei e regionali e di promuovere anche il cibo nelle scuole, che è fondamentale. Anche i nostri ragazzi devono mangiare bene, mangiare sano, quindi cos'è meglio del nostro cibo prodotto a chilometro zero? Direi niente. Minimo, è proprio per questo, signori, visto che siamo qua, che aspettiamo le cattive notizie, poi magari non saranno così cattive, ora di sera per capire quali dazi colpiranno l'Italia, intanto cominciamo a difendere i nostri prodotti, facciamo più attenzione quando facciamo la spesa, compriamo roba territoriale, aiutiamo la nostra economia e soprattutto certamente evitiamo di acquistare robe che arrivino da chissà dove, anche perché di queste cose siamo già pieni e soprattutto c'è una certa voglia di abbracciare il mondo, soprattutto un certo tipo di mondo. E qui, Riccardo Vitari, cambiamo completamente argomento, ma una battuta su questo te la devo chiedere perché i nostri ascoltatori sono arrabbiati neri. Naturalmente facciamo pubblicità alla religione islamica, che ormai come facciamo? Non parli che si è chiuso il Ramadan, Sammy Varin, ci mancherebbe, ma io farei anche a meno. Però su tutti i siti, su tutti i social girano queste immagini. Sul cursore, dico al regista, 15 secondi di quello che è successo a Milano, a Torino e in altre grandi città l'altro giorno. Una moltitudine di persone con il culo per aria, ma ci stiamo ridendo naturalmente, ci mancherebbe, parlavamo di culinaria prima, no, ci mancherebbe, scherziamo, però questo abbracciare la religione islamica in luoghi anche nostri di preghiera, molto spesso in piazze dove di fianco c'è la cattedrale, e con i sindaci che scendono in piazza, parlo di sindaci di sinistra naturalmente, che scendono in piazza e augurano il buon iftar a tutti i musulmani, eccetera. Viene in mente che forse stiamo esagerando, o forse qualcun altro pensa anche al business, perché nel caso di Milano, e non facciamo finta di niente, insomma, i grattacieli di Milano di chi sono? Sono loro, se li sono comprati, quindi è anche questione di fare affari. Parliamo di Trump, dei dazi, insomma, cerchiamo anche di fare affari. Riccardo Vitari, dove sta la caduta, il punto di caduta? Stiamo esagerando o stiamo facendo business? Riccardo. Ma guarda, vedendo le immagini mi sono venuti i brividi. Cioè,
le immagini di Torino e Milano sulla fine del Ramadan ovviamente sono strumentalizzate perché è diventato un evento pro-Palestina e le immagini della foto della Presidente Meloni e l'attacco al governo, la foto della Presidente che veniva bruciata, credo che sia tutto tranne integrazione. Ovviamente faccio una battuta, probabilmente vedono un'opportunità di potenziali elettori, quindi li capisco anche, visto che in regione sono un po' di anni che non riescono a governare, probabilmente si attaccano a questo filone, improvvisamente sono diventati tutti pro-Islam. Ricordo che ancora ad oggi manca un'intesa tra lo Stato italiano e le comunità islamiche e non credo proprio che sia colpa dello Stato italiano, quindi 2 domande dobbiamo farcene. Sì, anche 3, anche perché non hanno aderito ai principi più sacrosanti mondiali, ai diritti dell'uomo. L'Islam ha detto no, guarda, noi abbiamo i nostri di diritti, lasciamo stare. Stiamo a togliere le croci dalle scuole, ma poi andiamo a festeggiare con loro il Ramadan. Sembra un po' un cortocircuito. Che poi questa roba del volantinaggio pro-Palestina, bruciare le fotografie della Meloni, forse si sono lasciati anche un po' strumentalizzare. Non vogliamo per forza incolpare gli islamici che festeggiavano la fine del Ramadan. Chiaramente, insomma, se gli vai a parlare di Palestina, a questi è chiaro che sono pro-Palestina. Quindi c'è qualcuno anche che li vuole manovrare, diciamo così. Quella che per noi è tolleranza, però ricordiamolo, per i musulmani è conquista. Lo diceva un certo Khomeini, che insomma la sapeva molto lunga anche nel frigorifero, aveva dei cimeli. Ci fermiamo certamente. Riccardo Vitari, sempre un piacere. Ho qui dei messaggi che ti ringraziano, ti salutano, soprattutto perché hai parlato di territorio, di cose buone del tuo territorio. Ma torneremo tra 10 minuti a parlarne perché, come ti dicevo, è tutto un magna magna, incombe dopo mezzogiorno. Buon congresso, certamente, ma naturalmente anche buona festa del salame nobile cremasco e alla prossima! Grazie Sammy, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata, buon congresso naturalmente per tutti coloro che stanno facendo il loro programmino. Allora parto sabato mattina da Crema, già da dove abito io, vado a Crema, certamente, c'è la festa del salame, mi fermo qualche ora, tanto a Firenze il congresso comincia dopo le 14, se arrivate tardi non succede assolutamente niente, lo sapete, poi prosegue ancora la domenica dalle 9 del mattino, quindi c'è tempo, come si dice, e poi naturalmente ci sarà la diretta su tutti i media partner, come si dice. Me ne vado? Certo, me ne vado. Sto per andarmene, sto soltanto controllando se ci sono delle notizie ultim'ora da segnalarvi. Quella più importante è proprio che si comincia a fare seriamente a Milano, era ora, sulle baby gang, anche perché questi cominciano a essere davvero organizzati. L'oro che veniva rubato durante i colpi, perché lo sapete, questi sono ragazzetti, ti rubano la collanina, ti rubano il ciondolo, l'orologio, e veniva tutto rivenduto in Romania, quindi non sono tanto ragazzetti a quanto pare. Questa è la notizia più importante. Sono state fermate 50 persone, tutti ragazzini giovani, se non giovanissimi, e poi naturalmente l'attesa per i dazi di Trump, parmigiano, prosciutto, ortofrutta. Cosa rischiamo? Torneremo a parlarne naturalmente tra pochissimo. Dopo mezzogiorno sarà tutto un magna magna. Per il momento mi fermo. Ci ritroviamo tra poco. Avete ascoltato